Abbiamo attraverso il nostro braccio operativo la Proloco aperto una raccolta fondi che mi sembra ad oggi ha raccolto già più di 5.000 euro, quindi anche una sensibilità di associazioni varie del territorio ma soprattutto anche dei cittadini che hanno voluto questi soldi finalizzati appunto al noleggio di un pullman che partisse da Spinea per portare a casa una lista appunto di cittadini che avessero necessità di un ricongiungimento e di essere portati in Italia. E così è stato. Il pullman è partito ieri mattina all'alba da Spinea, carico di viveri, medicinali e abbigliamento, che sono stati consegnati una volta giunti al confine tra Polonia e Ucraina, dove poi sono state fatte salire a bordo donne e bambini. Stiamo attendendo ancora gente perché si sono fermati a scaldarsi un pochino, perché sicuramente hanno fatto delle brutte camminate e hanno avuto dei problemi. C'è anche un bambino piccolissimo, credo che sia quello che si diceva di 7 mesi, è già caricato e dal caldo. A gestire l'operazione Pietro Currelli, capogruppo leghista in Consiglio Comunale a Spinea, protagonista di altre esperienze sul Generis e quindi più esperto, e che siamo riusciti a contattare proprio mentre era a bordo. Qui abbiamo trovato una situazione in movimento, molto in movimento, perché ripeto le organizzazioni assistenziali qui in Polonia sono appena partite, quindi hanno inviato 3-4 volte i nominativi del personale che doveva partire, poi a un certo punto ci hanno inviato il personale che aveva fatto domanda di partire, prima però che dalla Ucraina si portassero in Polonia, e strada facendo una parte ha preferito fare un'altra strada perché non lo so se avevano paura dei militari o cosa. Resta il fatto che qua noi quando siamo arrivati ne abbiamo trovato solo 28, sono alcuni bambini, 2 bambine femminucce, 4 maschietti piccolini sotto i 10 anni, e il rimanente sono 2 anziani, marito e moglie, e il resto tutte donne, attorno ai 45, 48, 50 anni. Il mezzo arriverà nella notte a Mestre, nei pressi della stazione.